Siamo a Noventa, nella piazzale dello stadio, alle mie spalle un incidente che ha coinvolto 2 auto e uno scooter. Non è un incidente reale, è una simulazione che è stata voluta dal Comune di Noventa nell'ambito delle giornate della salute, promossa in collaborazione con tutte le forze coinvolte nelle emergenze che hanno vissuto una giornata insieme ai ragazzi per insegnare loro l'educazione stradale, all'insegna dell'idea che prevenire ovviamente è la cosa più importante. 200 i ragazzi coinvolti della scuola media di Noventa che hanno dapprima assistito ad una lezione teorica, alla proiezione di un video sulla sicurezza stradale e poi hanno potuto toccare con mano con questa simulazione come effettivamente avviene il soccorso in caso di una emergenza stradale. Ma andiamo a vedere le immagini di questa bella giornata all'insegna della sicurezza. Questa mattina abbiamo raccontato ai ragazzi quelle che sono le buone norme di comportamento nella strada con degli interventi multiente, quindi hanno partecipato più enti, non solo il SOME 118 e poi abbiamo fatto una parte dimostrativa di incidente stradale dove sono intervenuti appunto tutti gli enti che hanno partecipato alla fase teorica e divulgativa di prevenzione. Abbiamo fatto un intervento coordinato e congiunto di gestione di un incidente. Abbiamo voluta proprio qui nelle nostre scuole perché pensiamo che già da piccoli insegnando, facendo vedere, toccandoli anche nel vivo delle situazioni, questo possa rimanere nella memoria. Io devo ringraziare assolutamente chi ha permesso tutto questo, il fatto di fare squadra e tutti assieme creare un obiettivo comune che è quello della sicurezza sulla strada. Oggi abbiamo fatto veramente qualcosa di eccezionale. Questa giornata in particolare è all'interno del contenitore delle giornate della salute, devo dire che toccano i temi della prevenzione, questo è il nostro obiettivo per migliorare la qualità della vita e gli stili di vita delle persone. Farlo oggi con i ragazzi significa investire perché questi che diventeranno adulti, ma già da adesso comprendano quanto è importante sapere come stare in strada. Una quarta edizione, perché questo è il quarto anno delle giornate della salute, che ha funzionato veramente bene e l'obiettivo è quello di poter proseguire, di continuare in questo senso. Crediamo che questo sia un modo per aiutare le persone a stare meglio, la comunità a stare meglio. Bellissima questa iniziativa in queste scuole dove insegniamo l'educazione stradale già ai ragazzini, ai bambini che iniziano a camminare da soli per strada, senza i genitori, ad attraversare la strada, ad andare in bicicletta, a usare il motorino e bisogna farlo in sicurezza se si conoscono le regole. Le regole ci sono, basta rispettarle e è importante anche fare capire ai propri compagni, magari un po' più distratti, che se non si seguono le regole si può arrivare o alla morte oppure a delle situazioni di disabilità che poi sono veramente difficili da sostenere per il resto della propria vita.